ci sono dei momenti in cui è importante ritrovarsi, fare il punto e segnare il punto. Oggi sono con la presidente del municipio Sabrina Alfonsi, con la presidente della comunità ebraica Ruth Dureghello, con il sovrintendente, con Lea Polgar, con la nipote e la figlia dei coniugi Mistruzzi, per segnare un punto importante insieme a voi, qui a Via Carso, dove una famiglia italiana, la famiglia Mistruzzi, durante un periodo molto difficile della nostra storia, quando furono emanate le leggi razziali, decise in qualche modo di opporsi come poteva a questa ondata di razzismo dilagante, e soprattutto decise di fare un atto molto coraggioso, che era quello di proteggere in casa degli ebrei perseguitati. Fu un atto molto coraggioso, perché sicuramente i ragazzi che sono qui oggi, i ragazzi del convitto sono più grandi, quindi la storia la conoscono, i ragazzi delle elementari piano piano iniziano a conoscere quella che è la nostra storia, il nostro passato che fa parte di noi e non possiamo dimenticare, impareranno a sapere, se piano piano